Udienza per il crack Veneto Banca, fuori dal tribunale di Treviso la rabbia di un centinaio di risparmiatori e sputi e insulti all'ex presidente del CDA Lanza. In tribunale intanto andava in scena l'udienza, la proposta della procura perché venga riconosciuto lo stato di insolvenza, il giudice si è riservato di decidere. Secondo raid in casa in 2 mesi per il neoparlamentare del Carroccio e segretario provinciale che rilancia sul tema sicurezza per Casiugano 2018 e sul rapporto con Forza Italia ribadisce, qui il patto è forte. L'ira del governatore per i fondi statali da 850 milioni di euro dai quali sono rimasti fuori molti comuni virtuosi del nord-est e della Marca. Scandaloso attacca Zai e con lui sono molti sindaci. Presentata stamane a Trento la 91esima Durata Nazionale degli Alpini, dall'11 al 13 maggio la grande festa con le penne nere e stasera alle 20:10 si parla della Durata Triveneta del Centenario Vittorio. Domani a 12 ore per Semmi Basso una maratona speciale sul Tapirulana Nervesa con tanti nomi dello sport per aiutare la ricerca contro l'invecchiamento precoce. Sport volley, finali scudetto, brutta partenza per l'Imoco Conegliano, battuta nettamente da Novara in gara 1, sabato il secondo match per restare in corsa. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre con le tensioni vissute all'esterno del Tribunale di Venezia, di Treviso, scusate, questa mattina per l'udienza sul crack Veneto Banca, mentre al terzo piano infatti del Palazzo di Giustizia si discutevano le richieste della Procura sulla decisione dell'accertamento dello stato di insolvenza o meno dell'istituto di credito. Davanti andava in scena la manifestazione di un centinaio di risparmiatori e all'uscita dell'ex presidente Lanza si sono vissuti attimi di tensione. Vediamo. Sono passate da pochi minuti le 11 dal Palazzo di Giustizia di Treviso, dove si è appena conclusa l'udienza per il crack di Veneto Banca, esce l'ex presidente del CDA della Popolare Massimo Lanza. Nei suoi confronti prima un ironico applauso, poi la disperazione dei risparmiatori prende sopravvento e volano insulti e sputi. Sarà questo l'unico momento di tensione di una lunga mattinata iniziata alle 9, quando un centinaio di persone si è dato appuntamento davanti al tribunale. Niente fischietti o cori di protesta, a parlare striscioni e cartelli e poi i volti e le storie di chi da questa vicenda ha perso tutto. Mia mamma tanti anni di Svizzera, tanti anni di duro lavoro, si è vista azzerare i suoi risparmi, è inaccettabile. Siamo tutti a terra perché veramente ci hanno portato via tutto. Uno soldi che avete messo via con un obiettivo di essere tranquilli. Di avere una vecchiaia serena, la nostra serenità dove è andata? Avevamo messo risparmio anche per il nostro futuro di vecchiaia e questo non è stato possibile. Più tardi viene organizzata una sorta di flash mob, tutti a terra, prima seduti, poi distesi. Presenti anche l'ex sindaco di Spresiano Riccardo Missiato e l'attuale primo cittadino di Cornuda Claudio Sartone. Esserci per testimoniare, dobbiamo essere responsabili dei nostri risparmi come cittadini perché ci hanno rubato anche la dignità. La mia comunità ha perso 32 milioni complessivamente, però le vicende che io ho sentito, le storie di tanti risparmiatori, è chiaro che hanno richiamato la mia attenzione. Tra l'altro sono un piccolo risparmiatore anch'io. Le notizie che arrivano dal Palazzo di Giustizia non sono quelle sperate. Per questi e altri risparmiatori bisognerà ancora aspettare, ma loro non si fermano, pronti a tornare a manifestare. Aspettare dunque, diceva Francesca Bozza nel servizio, perché? Perché, come dicevamo, questo accadeva fuori dal Palazzo di Giustizia, dentro c'era l'udienza al terzo piano e c'è stata la proposta della Procura di riconoscere lo stato di insolvenza di Veneto Banca al momento della liquidazione, questo è il nodo cruciale, il giudice si è riservato di decidere, vediamo. Tutto rinviato, il giudice Antonello Fabro si è riservato di decidere. La vicenda del crack Veneto Banca entra in aula al Tribunale di Treviso. Alle 9:30, terzo piano, l'udienza. Sul tavolo la richiesta della Procura di dichiarare lo stato di insolvenza dell'istituto al momento della liquidazione del giugno dell'anno scorso.
Se questo venisse accettato potrebbe di fatto aprire il processo per la bancarotta e allontanare lo spettro della prescrizione che spaventa tanto i risparmiatori. Ma l'ipotesi di insolvenza viene respinta sia dall'ultimo consiglio di amministrazione presieduto da Massimo Lanza, oggi in aula, sia dai liquidatori. Nella memoria redatta infatti si sostiene che al 25 giugno 2017 la banca era in crisi ma non poteva definirsi insolvente. Punti diversi che dovranno ora essere valutati dal giudice. Una decisione, la sua, che non sorprende l'avvocato Luigi Fadalti, rappresentante di diversi risparmiatori, oggi rimasto fuori dall'aula. Il Tribunale, su istanza dei commissari liquidatori e delle difese delle persone convocate, ha ritenuto di escludere la partecipazione mia in rappresentanza di alcuni soci della banca. A me risulta che il pubblico ministero abbia insistito nella richiesta di declaratoria dello stato di insolvenza e soltanto in via subordinata, abbia formulato istanza per l'espletamento di una perizia. Posso ritenere che il Tribunale disporrà la perizia, mi sembrerebbe una soluzione assolutamente di buon senso. Perizia che dovrà accertare che cosa, avvocato? Che dovrà accertare se alla data della liquidazione coatta amministrativa, cioè al 25 giugno del 2017, la banca era o meno in condizione di assolvere con mezzi ordinari le proprie obbligazioni. Intanto non è stata ancora fissata la data della prossima udienza. Ho anche motivo di ritenere che il pubblico ministero formulerà, per quanto riguarda il procedimento pervenuto da Roma, la richiesta di rinvio giudizio prima del periodo di sospensione feriale, quindi entro il mese di luglio. Dunque una vicenda ancora destinata a continuare con lo spettro, come sappiamo, della prescrizione. Adesso la politica e torniamo a parlare delle elezioni amministrative a Casugana, la conferma del segretario provinciale della Lega e neoparlamentare del Carroccio Dimitri Culin, che il patto di centrodestra, come ci ha detto ieri anche Fabio Chies e Andrea De Checchi da parte di Forza Italia, insomma il patto per il centrodestra a Treviso almeno non ha cedimenti. Ora dice quindi bisogna guardare al futuro, a temi come la sicurezza, un tema che suo malgrado conosce bene in prima persona perché c'è stato un secondo furto in casa sua in meno di 2 mesi. Il tema della sicurezza credo sia una cosa che da tenere ben presente e ben ferma, perché la sensazione, la percezione della minor sicurezza in questi anni nei cittadini è aumentata. Spazio ai temi pratici e meno ai balletti politici, l'indicazione del segretario provinciale della Lega Trevigiana ai suoi candidati per Casugana, soprattutto dopo aver subito nel giorno di Pasqua il secondo furto in casa, anche se di modesta entità. Un atto che mette in luce come il centro di Treviso non sia sicuro e come si debba archiviare per cementata l'alleanza del centrodestra. L'accordo è saldo anche a Roma e quindi tanto più è saldo a Treviso. Gli accordi restano saldi e i rapporti interpersonali che ci sono a Treviso sono assolutamente importanti, forti e chiari e vanno avanti da anni, che non c'è nessun motivo per pensare che a Treviso l'accordo possa essere rotto. Ora bisogna concentrarsi sui temi che poi sono ciò che veramente chiedono gli elettori e tra le indicazioni al candidato Mario Conte non poteva mancare, per chi vive in centro, il tema del futuro sulle zone a traffico limitato. La ZTL è un qualcosa che deve andare di pari passo anche con un piano di parcheggi, cosa che attualmente l'amministrazione Manindo non ha fatto e che sarà di assoluta attenzione per la prossima. Perché, sottolineano in Lega, l'accordo del centrodestra cementa ad oggi almeno 3 punti di vantaggio di Mario Conte su Giovanni Manildo. Come dire, se non nel primo turno, Casugana è sempre più vicina al K3. La centrodestra al centro-sinistra con la lista di Franco Rosi e Sossio Vitale, Treviso Civica, che rinnova i volti e soprattutto la fiducia al sindaco Giovanni Manildo. Intanto il voto a Giovanni Manildo. Il voto a Giovanni Manildo c'è e ci sarà. No, ma che voto date? No, io credo che sia stato veramente un buon operare, tanto è vero che la lista all'unanimità ha riconfermato l'appoggio, anche perché devo dire che sono stati 5 anni senza tentennamenti. Se li confrontiamo con i primi 5 anni di Gentilini, che ha rischiato di andare a casa prima del fine mandato, diciamo che l'ha battuto. Commento soprattutto indicazioni da un volto storico della politica cittadina, che ha visto la Treviso della Seconda Repubblica, quella gentiliniana e i 5 anni di Giovanni Manildo. Franco Rosi e Sossio Vitale rilanciano la lista Treviso Civica, con un marchio rinnovato e soprattutto tanti volti nuovi e rinnovati, come per Marco Scolese, 15 anni fa riferimento trevigiano
partigiano di Rifondazione Comunista. Negli ultimi 15 anni la politica è cambiata completamente e di quello che era la mia presenza in quell'esperienza politica non è rimasto più nulla. Oggi c'è un impegno rinnovato, energie nuove e anche un'altra fase di vita. È cambiata la politica oppure non c'è proprio più la politica? No, la politica c'è e la politica si occupa ancora delle questioni importanti per le persone. Se i cittadini non si occupano della politica, qualcuno diceva, comunque la politica si occupa dei cittadini. I nomi definitivi per la lista arriveranno nelle prossime settimane, ma intanto è già pronta la carta dei valori, che poi è la base su cui la lista svilupperà il programma di governo per Treviso. L'indicazione per quanto riguarda l'attività futura è un prosieguo di quello che si è iniziato, perché riteniamo essenziale portare avanti tutta l'opera di rigenerazione sia culturale che ambientale che è iniziata con l'amministrazione nel 2013. Intanto sul fronte sempre amministrativo si registra il passo indietro ufficiale di Claudio Alessandri, che in questi mesi aveva annunciato una sua candidatura con il Centro Democratico, però aveva anche specificato di tenere un po' di tempo per la valutazione finale. Bene, con un comunicato ufficiale Alessandri oggi ha annunciato che non ci sarà la lista di Centro Democratico, quindi non si candiderà a sindaco della città. Sempre nella stessa nota, unitamente al Comitato di Lavoro dell'Associazione Culturale ed Opinione di Iniziativa Democratica, ritengo utile, dice Alessandri, continuare la propositiva collaborazione di approfondimento tematico, seppur esternamente, con specifici indirizzi programmatici letti in un dialogo costruttivo, quindi un eventuale appoggio esterno evidentemente più verso il centro-sinistra, ma staremo a vedere. In ogni caso c'è il ritiro della candidatura ufficialmente. Restiamo in tema di amministrazioni però adesso, ma non per parlare di elezioni, per parlare dei sindaci in trincea ogni giorno con i fondi di cui avrebbero molto bisogno, fondi che arrivano dallo Stato in questo periodo, con 850 milioni a livello nazionale di fondi dallo Stato, ma che vanno spesso a comuni con i bilanci in rosso, tanti comuni del nord-est virtuosi anche della Marca tagliati fuori, fa scattare l'ira non solo del governatore Zaia ma anche di alcuni sindaci del Trevigiano. Lo Stato finanzia 850 milioni nei prossimi 3 anni per la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici e lo fa per i comuni italiani che non hanno beneficiato del bando periferie. Non solo, i piccoli comuni potranno contare a partire da quest'anno su un contributo di 10 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insegnamento di nuove attività produttive. Un'ottima notizia quindi per i nostri territori? Per il sindaco di Santa Lucia decisamente no. Purtroppo il paradosso in questo Stato nemico dei comuni virtuosi è che sono stati finanziati tutti i comuni che hanno il bilancio in disavanzo, cioè chi in perdita ha preso dei soldi per mettere in sicurezza le proprie scuole, i propri edifici. Una notizia che ha fatto sussultare anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha sottolineato come di questi finanziamenti non arrivi un euro ai comuni non solo del Veneto ma di tutto il nord-est. Svista sulla bozza di legge di bilancio del Ministero dell'Economia o volontà di recuperare elettoralmente zone perdute lo scorso 4 marzo? Intanto il governatore sta già sollecitando i parlamentari veneti perché questa norma non venga approvata in aula, avvallando di fatto il principio che vince chi sperpera. C'è un comune, Monteforte del Pino, ha un disavanzo di 11 milioni, ha preso 5 milioni di euro per mettere a posto le scuole. Quarto, Napoli, 32 milioni di disavanzo, anche questo ha preso 3 milioni di euro. In Italia lo Stato, che è pieno di debiti, premia i comuni che hanno i debiti e castiga invece i comuni che hanno l'avanzo di amministrazione, che sono in pareggio, che sono amministrati bene. Non si può andare avanti così con questa gentaglia che ci rende veramente la vita impossibile. Noi diventiamo matti a rispettare le regole, facciamo i salti mortali per far quadrare i conti, trovare le risorse, dare dei servizi, mettere in sicurezza le scuole e poi si crea il precedente che vengono premiati tutti questi comuni, tutti i comuni premiati sono in disavanzo, una roba vergognosa. La cronaca adesso con le immagini di un incidente avvenuto poco fa nella strada Noalese, prima di Zero Branco. 3 le autovetture coinvolte e 3 bimbi più 3 adulti portati
pronto soccorso per varie ferite. I vigili del fuoco sono ancora sul posto, vedete le immagini arrivate pochissimo fa in redazione. Sono ancora sul posto di vigili del fuoco per rimuovere ovviamente i mezzi dello schianto. La strada provinciale nualese è bloccata in questo momento, dicevamo 6 feriti in tutto, 3 bimbi e 3 adulti e ovviamente da accertare la dinamica di quanto accaduto. Invece è ricoverato nel reparto psichiatrico dell'ospedale Cafoncello il 19enne che è stato bloccato ieri mentre prendeva a sassate le auto in corsa a Casier. Tirava sassi alle auto in corsa senza alcun motivo e solo per un caso i danni si sono limitati alle vetture. Ma alla fine all'ospedale è finito il protagonista, per il quale si è reso necessario il trattamento sanitario obbligatorio. Si tratta di un 19enne nigeriano con regolare permesso di soggiorno e con richiesta d'asilo in Italia, che era già stato al centro della cronaca quando aveva superato i controlli del Canova e stava per prendere un aereo per Amburgo. Martedì scorso si sarebbe posizionato lungo via dei Santi a Casier, prendendo a sassate le auto in transito. Subito gli automobilisti colpiti hanno avvisato la polizia locale, che ha provveduto a bloccare il giovane che attualmente risiede in uno degli appartamenti costruiti da un'industria in via Bigonzo. Il 19enne era visibilmente agitato e in stato confusionale e per questo si è provveduto al ricovero all'ospedale in attesa dei provvedimenti nei suoi confronti. Sarà l'autopsia a stabilire con esattezza le cause della morte di Carlo Cozzi, 66 anni, figlio dello storico fotografo di Carbonera, che viveva da qualche tempo in una casa ater di via Puglia a Treviso, nel quartiere di San Liberare. Dicevamo, l'autopsia è stata disposta, per cui non è ancora stata fissata la data dei funerali. È stata la figlia Katia a ritrovarlo martedì riverso sul pavimento di casa. Cozzi, con un passato da artigiano saldatore, un presente con qualche difficoltà dovuto alla mancanza di lavoro, sarebbe deceduto tra domenica e lunedì sera. Quasi certamente un infarto la causa, ma come dicevamo sarà l'autopsia ad accertarne le cause del decesso. Parliamo adesso del futuro dei pensionati, di quello che è lo scenario dei pensionati non solo della Marca Trevigiana ma anche del Veneto. Pochi giorni al 7° congresso regionale pensionati Veneto UIL, sul tavolo l'argomento tanto spinoso quanto importante, l'aumento chiesto più volte a gran voce delle pensioni. Conto alla rovescia per il 7° congresso regionale UIL Pensionati Veneto, un momento importante, sul tavolo un argomento quanto mai spinoso e per il quale i sindacati sono già scesi in piazza. Le pensioni. Ci sono anziani che non arrivano nemmeno a fine mese, costretti a vivere con 400 euro. Tanti di questi non riescono ad arrivare al fine mese, ma soprattutto magari hanno una famiglia anche un po' in difficoltà. Su questo congresso noi vorremmo rilanciare questa problematica, che è la più importante, credo, di tutto il settore dei pensionati. Da questo convegno Sostenere il presente, costruire il futuro dovranno uscire proposte valide da portare a Roma. L'appuntamento è dunque per il 24 aprile presso l'Hotel Rousseau a Mestre. Presenti anche il segretario generale UIL Veneto Gerardo Colamarco e il segretario generale UIL Pensionati Romano Bellissima. Il sindacato si prepara, Confortin dice, se non ci ascolteranno. Ritorneremo sicuramente in piazza. Abbiamo fatto a Treviso, ma anche nelle altre realtà, nelle altre province, delle manifestazioni più volte per quanto riguarda i pensionati. Pronti a tutto? Pronti a tutto, sì. Adesso una breve pausa pubblicitaria. La vita. Rieccoci in studio in diretta telegiornale di Treviso con uno sguardo a Trento, perché questa mattina è stata presentata proprio a Trento la 91esima adunata nazionale degli alpini, che andrà in scena dall'11 al 13 maggio, una grandissima festa con le penne nere che vedrà protagonisti territori storici e importanti per ricordare anche gli eventi ovviamente della Grande Guerra, una macchina che si è messa in moto da tempo, che ormai vede tutti gli ingranaggi pronti a partire ormai fra meno di un mese. Ovviamente il richiamo da parte della Marca Trevigiana è fortissimo e vedremo poi come si svilupperà in questi 3 giorni l'adunata nazionale degli alpini. Adesso invece andiamo a Nervesa della Battaglia con una corsa speciale per un protagonista davvero speciale. Ciao a tutti amici di Rete Veneta e Antena 3, venerdì 20 aprile
a Nervesa della Battaglia ci sarà una maratona benefica dove l'Ele Cesconetto correrà per ben 12 ore in favore dell'Iprosan, cioè dell'Associazione Italiana Progeria San Basso. È una malattia che non è ricerca, quindi ci sono 140 casi nel mondo, solo 4 in Italia. È la progeria, ovvero la malattia dell'invecchiamento precoce, e uno dei 4 casi italiani è Sammy Basso, che oggi ha 22 anni, o meglio il suo cervello è di un 22enne, ma il suo corpo no. Fino a qualche anno fa la vita media di chi nasceva con questo difetto nel DNA, perché è una malattia genetica, terminava il suo percorso terreno a 13 anni. Poi la ricerca ha fatto passi in avanti e Sammy Basso di Tezze sul Brenta è diventato il simbolo di questa lotta che si combatte in laboratorio. Un giovane vecchio che si sta laureando in microbiologia molecolare per specializzarsi nella sua malattia. Una scelta non tanto per sé quanto per gli altri. E questo fa sì che potranno beneficiare le persone più avanti di questa cosa che sta studiando, praticamente del DNA. In questo percorso Sammy ha incontrato il sostegno di tanti come Marco Varisco, che hanno organizzato eventi per finanziare la ricerca genetica. E domani sera anche il Giro d'Italia sosterrà la corsa di Sammy verso la vittoria sulla progeria, perché la corsa di Nervesa è in abbinata con la tappa del centenario. Alle 20 ci sarà un piccolo incontro, sarò presente io dove spiegherò appunto dove andranno i fondi raccolti, e sarà presente anche Cristian Ghedina, Marco Mordente e Igor Cassina. È una bellissima iniziativa e consiglio veramente a tutti di esserci. Dunque, vi aspetto. Tutti a Nervesa dunque, come tutti sabato al Palaverde per gara 2 delle finali a sostenere le Pantere dell'Imoco, perché in gara 1 non è andata proprio bene l'esordio alle finali scudetto. Si parte così, con l'inno di Mameli, in un palazzetto pieno di gente. Tanti tifosi arrivati da Conegliano che hanno sostenuto le giocatrici anche nei momenti difficili, ma la reazione, tanto attesa, non è arrivata. Nulla da fare per le Pantere che ieri hanno esordito nella prima delle finali scudetto, perdendo al Pala Igor contro Novara con un netto 3-0. Molti errori delle giallo-blu, un Imoco sottotono. Quando sbagli così tanto, spiega il coach Daniele Santarelli, paghi pegno. Abbiamo iniziato una serie malissimo, però sappiamo che è lunga. Oggi penso che abbiamo fatto vedere una brutta pallavolo con tanti errori e niente, oggi complimenti a loro e ci sono altre. Una serata, quella di ieri, tutta per Novara, che si è portata a casa il primo prezioso punto della finale. Ed ora occhi puntati su sabato per la seconda importantissima gara in casa delle Pantere. Al Palaverde i tifosi si stringeranno alle giocatrici per tentare il riscatto. Sarà un giocatore in più, il nostro palazzetto sempre pieno, caloroso, anche invito tutti di venire sabato e speriamo di rifarci. È un 20:10 dedicato alle penne nere, quello di questa sera fra pochissimo, perché proprio nel giorno in cui viene è stata presentata la Dunata Nazionale degli Alpini a Trento. Parleremo questa sera della Dunata Triveneta del Centenario a Vittorio Veneto con Francesco Introvigne, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, e con Antonella Ulliana, assessore alla cultura del Comune di Vittorio Veneto. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento. Prosegue il dominio dell'anticiclone Apollo. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 20 aprile. Sul Veneto la presenza dell'alta pressione regalerà una giornata caratterizzata dal sole. Su tutti i settori, infatti, il cielo si presenterà limpido con copertura nuvolosa del tutto assente. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 13 gradi, valori massimi invece in aumento tra 24 e 27 gradi circa. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, poche novità, anche qui sarà ampiamente soleggiato con il cielo che sarà sereno o al massimo poco velato sui settori alpini, non sono attese piogge. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 12 gradi, i valori massimi invece risulteranno abbastanza caldi, compresi tra 24 e 27 gradi.
e l'alta pressione Apollo dominerà anche il territorio del Trentino Alto Adige, tutto sole sulla nostra regione. Sin dal mattino il cielo si presenterà sereno ovunque, solo con qualche velatura sui settori alpini di confine. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 13 gradi, valori massimi sui 27 gradi ma con punte di 30 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.